Quando arriva l'autunno finisce la vendemmia ed ecco il momento per raccogliere le olive. È un momento magico, è un momento in cui vediamo il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno. È anche un gran bel momento perché incontriamo tutti i produttori che portano le olive al nostro frantoio e scopriamo come sarà l'olio di quella campagna. L'olio del Garda è un olio prodotto con degli olivi che ci fanno un grande regalo perché crescono in un'area dove c'è freddo, non è proprio il loro habitat abituale. E li abbiamo grazie ai monaci che nel Medioevo avevano bisogno per gli usi liturgici dell'olio e cominciarono a piantare i primi olivi. Videro che il microclima gardesano poteva essere adatto e abbiamo queste piante che hanno centinaia di anni e che danno un olio, forse anche per la fatica che ha l'olivo a crescere, ci dà un olio con un fruttato molto delicato. Laura Turri è la figlia di Giancarlo Turri. Giancarlo Turri, che è figlio di un castaldo, amministratore di un'azienda agricola dove si lavorava sia il vino che l'olio, ma dove il nonno aveva questa gran passione per l'olio trasmessa al papà. Nel 1951 ha aperto il primo frantoio dei fratelli Turri. Siamo in 4 fratelli, lavoriamo tutti e 4 in azienda, Mario, io, Luisa e Giovanni. Ed è poesia perché siamo quello che siamo, ci ha trasmesso la passione che era sua e che probabilmente era anche del nonno che noi non abbiamo conosciuto. E quindi questa è poesia, altrimenti avremmo preso altre strade. Il momento più esaltante poi è il primo assaggio del primo olio che esce dal frantoio con questo verde intenso. È un momento particolare perché ci fa ben capire quanto bene abbiamo lavorato con gli olivi e quello che gli olivi ci stanno regalando in olio.